È finita 0-0 tra Matera e Pistoiese a conclusione di un incontro che i lucani avrebbero potuto vincere se avessero avuto un poco di fortuna in più, soprattutto in fase offensiva. Il Matera ha schierato oggi Casiraghi, Generoso e Beretta, Bussalino in Borgia e Gambini, De Laurentiis sostituito al 77esimo minuto da Pica3, Florio, Peragine e Raffaele. In panchina Troilo, Oliva e lo stesso Pica3. La Pistoiese invece ha schierato Moscatelli, Salvatori e Borgo, Mosti, Berni e Arecco, Guidolin, Saltutti, Rognoni e Cesati, sostituito al 75esimo minuto di gioco da Luppi. In panchina Vieri, Manzi e Luppi, che come abbiamo detto ha sostituito Cesati. All'inizio dell'incontro c'è stato un simbolico scambio di doni tra tifosi e squadra. Intanto vediamo che c'è una punizione al limite dell'area della Pistoiese. Sulla palla si portano Florio, De Laurentiis e Pavese. A battere sarà Florio mentre si dispone la barriera della Pistoiese. Florio è sempre sulla palla, aspetta che i suoi compagni di squadra prendano posizione, batte la palla per Viena D'Imborgia che tira direttamente, ma il pallone si perde alto sulla traversa ed è la prima occasione per il Matera. Altra azione offensiva dei lucani, c'è un colpo di testa di Peragine, poi Peragine cerca di rimandare la palla nel mucchio in acrobazia, manovra la Pistoiese in difesa, questi è Borgo, poi interviene Gambini, la palla viene rimandata in avanti, esce il portiere Moscatelli e si impossessa della sfera. Il Matera ha marcato una costante superiorità territoriale, ma non ha realizzato purtroppo niente. C'è un'azione che adesso parte dalla metà campo materana, manovrano i giocatori della Pistoiese, poi c'è un intervento difensivo del Matera, questi è Peragine che scambia con Imborgia, palla messa a terra da Gambini, in avanti verso Raffaele, entra in area Raffaele, si destreggia bene ma viene atterrato, il pubblico e i materani reclamano il rigore, ma l'arbitro è di diverso avviso, come vedete fa segno di continuare il gioco regolarmente, come se Raffaele non avesse subito un fallo in area. Ora c'è la Pistoiese che si proietta in avanti nella metà campo materana. Buono questo intervento di Bussalino, il quale se ne va in progressione, imposta una nuova azione per il Matera, esce dalle retrovie Bussalino, palla al piede, serve, ci sembra, Florio in possesso di palla, entra in area il giocatore materano ma viene falciato anche questa volta, ma per l'arbitro non ci sono falli particolari, quindi il gioco riprende regolarmente. Altra azione offensiva del Matera, De Laurentiis, fallo battuto a beneficio di Peragine, interviene Frustalupi, la palla finisce in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sarà battuto dallo stesso Peragine, il quale sta mettendo in questo momento la palla all'altezza della bandierina. Peragine aspetta che i suoi compagni si piazzino, tira, la palla spiova il centro dell'area, sfugge a Moscatelli, solo Raffaele tira, ma Frustalupi ribatte proprio sulla linea di porta ed è stata questa l'occasione più favorevole per il Matera. Veniamo al secondo tempo, le squadre, vedete, stanno rientrando in campo. Anche nel secondo tempo il Matera ha attaccato, costringendo forse più che nella prima parte della gara la Pistoiese nella sua metà campo, ma i toscani si sono sempre difesi con ordine, sorretti anche da un'abile regia difensiva di Frustalupi. Questa volta è la Pistoiese che si porta in avanti, c'è una punizione, si portano in avanti anche i terzini della Pistoiese, vedete Borgo, palla che spiova nell'area materana, esce molto bene a pugni Casiraghi, poi sulla sfera interviene Generoso, il quale rimedia definitivamente. Nulla di fatto anche in questa occasione. Casiraghi ha dovuto far ricorso alle cure del massaggiatore, ma si è poi fortunatamente ripreso subito dopo. C'è un'azione offensiva del Matera, Pavese che manovra nella metà campo materana, poi scambia con Beretta, Beretta supera la linea centrale del campo in possesso di palla, serve Gambini, Gambini contrastato da Frustalupi, c'è un cross e un altro atterramento ai danni di Florio, ma neppure questa volta l'arbitro
ritiene di dover assegnare la massima punizione per la squadra lucana. Vane sono le proteste dei giocatori di Franco Di Benedetto. Vedremo ora un'azione della Pistoiese che concluderà questa nostra sintesi filmata dell'incontro. C'è Bussalino che manda un pallone indietro a Casiraghi, il quale rimette in gioco un pallone molto lungo che spiove nella metà campo toscana, un colpo di testa di un difensore, se ne va velocissimo Saltutti inseguito da Imborgia, poi lo stesso Saltutti tira ma la palla finisce abbondantemente fuori, quindi Casiraghi neppure interviene.